Primo giorno da sindaca per Ilaria Pagani, sostenuta da PD, Tua Saronno e dalla Civica Insieme per Crescere, che ha sconfitto al ballottaggio Rienzo Azzi, il quale era a propria volta sostenuto da Forza Italia, Fratelli d'Italia e Lega. Stamattina Pagani ha incontrato il vicecommissario Federica Crupi per un primo passaggio di consegne, che avverrà nei prossimi giorni anche con il commissario prefettizio Antonella Scolamiero. La sindaca ha quindi incontrato per i primi adempimenti burocratici il segretario comunale Ivan Ronchen, iniziando anche ad incontrare gli altri dipendenti comunali e il personale dei servizi sociali, che con la giunta Airoldi è stato il suo assessorato di competenza. Da parte del centrodestra, in queste ore, dopo i risultati elettorali, si era parlato di Saronno come di una città che alle urne sarebbe apparsa essere spaccata in due. Il nostro impegno sarà quello di confrontarci e di colloquiare con tutti, ha spiegato Pagani, guardando sempre al bene di Saronno.